La Procura di Bergamo sceglie un altro esperto padovano come consulente nell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza coronavirus nella provincia bergamasca. Dopo la convocazione settimana scorsa di Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova, nelle scorse ore anche Daniele Donato, direttore sanitario dell'ospedale di Padova, è stato chiamato dai magistrati bergamaschi. Donato lunedì mattina si è presentato in tribunale a Bergamo per accettare l'incarico. L'ospedale di Padova è stato in grado di arginare il contagio dividendo il nosocomio e garantendo un percorso assolutamente covid-free per i pazienti non malati in piena emergenza. Crisanti invece è il padre dello studio in corso sulla popolazione di Voca, è stata testata per ben 3 volte e posta in isolamento realizzando una delle prime zone rosse d'Italia. Entrambi i consulenti scelti dai PM bergamaschi dunque rappresentano il modello veneto che ha saputo arginare la pandemia meglio di altre regioni. Crisanti e Donato però qui in Veneto non sono stati immuni dalle polemiche. A inizio maggio proprio il direttore sanitario era finito al centro di una bufera per un video in cui accusava i medici specializzanti di comportamenti poco prudenti che avrebbero favorito la diffusione del contagio in ospedale. Si era poi scusato con i giovani medici che comunque avevano scioperato per protesta.